annunciare a Noè il termine del diluvio fu, come sappiamo, la colomba, che inizialmente gli recò una foglia d'olivo, segno che le acque si erano ritirate, e che poi scomparve definitivamente, segno che il mondo era di nuovo pronto a ospitare la vita. Ora, in ogni crisi c'è il rischio di soccombere, adagiandosi in una normalità che si sa essere falsa, ma che è anche molto comoda. Tuttavia, se ci si impegna a volgere lo sguardo oltre la crisi, attraverso le tante colombe che sempre si manifestano, benché siano difficili da vedere, si può sempre riconoscere i segni della vita nuova. Al termine del diluvio, Noè non rimase intrappolato nella memoria del diluvio stesso. Al contrario, la sua mente e i suoi occhi vennero illuminati dalla luce di speranza della colomba. In fin dei conti, anche se le nostre vite saranno sconvolte da tante crisi, di noi resteranno i ricordi luminosi di quei momenti unici che avranno alimentato di gioia e serenità la nostra anima. Resterà la luce.